Eccoci qua, buonasera, evviva! Vai così! Che bello, dai! Grazie, vai! Che bello, guarda, Grazie! Nuovo! Vai, è questo che spettacolo, bello, mi piace, bello. Copernico, benvenuti all'ennesima puntata di Copernico, la rivoluzione genovese. Genova è una città in cui si dice che i rapporti interpersonali siano difficilissimi. No, non è vero, i rapporti interpersonali a Genova non sono difficili. Sono impossibili, cioè non c'è possibilità, se hai difficoltà a fare amicizia. Ma anche perché se vai in un locale trovi sempre la stessa gente, un po' come la cena di Natale. I parenti sono sempre quelli. Cioè, e se per caso una sera un parente non c'è, non è perché è andata alle Maldive, è perché è morto. Vabbè, questo è triste, dai. Sarà triste, ma ci sono più ravioli per tutti gli anni. È meglio, dai. Buttiamole via, secondo me. Ma sì, dai. È difficile. Ma è difficile, però se ti fai un amico un genovese fedele. Ah, sì, l'amico. Se ti fai amico un genovese, il genovese è come un diamante. Sì. Il genovese è per sempre. Sì, e se niente gli devi 10 euro? Questo spunta dai tombini, ti si aggancia lì al polpaccio come Gattuso, ti esce dal bauletto della moto, apri l'armadio e lì che te lo dice, non te lo levi più, non è per sempre, è eterno. Non ti molla più il genovese, ma la vera difficoltà però la trovi nei rapporti con l'altro sesso. Qui a Genova è difficile. Cioè in tutte le altre città d'Italia onestamente è più facile. Noi l'abbiamo girato, lo vediamo, dal nord, dal centro, al sud. È più facile comunicare con le ragazze. A Genova è di una difficoltà anche se vai in un locale, in una discoteca, cioè, per è difficile. esempio. Ecco, facciamo l'esempio. Fai la donna, vai. Io? Sì, dai, che tanto ti viene bene. Vai. Ti viene bene. Allora, oltretutto, per un uomo magari che non è proprio più giovanissimo, è difficile avere comunicazioni. Ecco, cioè già... Melì, già capito che hai proprio... Come fai? Capito? Guarda. Che posto di merda. Che ambiente di merda. Che gente di merda. Scusa, ma sai come si chiama la discoteca dove vai? No. Loch Ness. Perché? Perché ci stanno i mostri come te. Allora, facciamo così, ok? Discoteca, quindi anzi, ragazzi, base, ci vuole, tanto per farvi capire la difficoltà della comunicazione, soprattutto a Genova, una base dance moderna di oggi, ok? Facciamo la discoteca. Vai, balla, così mi piace. Moderna. Questa gira, È la messa in piega. Allora, ti avvicini, cerchi di avere un contatto con la lei. Cioè no, è la frase, questa qua funziona. Con questa qua, ragazzi, si prende. Ciao! Come ti chiami? Vaffanculo. Ma vi chiamate tutte vaffanculo in questo locale? A 5 l'ho chiesto, 5 vaffanculo, almeno un cognome, voglio dire. Eppure è il peccato, perché poi la donna genovese... Ma le donne genovesi sono belle! Ma sono belle, sono eleganti, c'hanno le tette davanti. Meno male, dietro sarebbe un cammello. Neanche il cammello c'ha solo perché è momento di difficoltà. Cioè è bello, poi la vedi, poi elegante, quando la cammina, la vedi, il tacco a spillo di metallo, il polpaccio che quando cammina parte, la catenina d'oro intorno alla vita. Ma che donne frequenti tu? Quelle che costano meno, ognuno... Ma io non parlavo di quello. Come non va? Ma io parlavo delle donne, quelle che escono di sera. E quelle escono di sera. Ma non quelle vere, le donne. Sono vere, mi sarei abituato tu con le bambole gonfiabili, no, quelle sono vere, te lo dico io. Me li costa un poco, ma sono vere. No, dicevo, le donne liguri. Le donne liguri, belle, alte, profumate, superbe. Entrano nei locali con quell'aria come se ce l'avessero solo loro. E per sicurezza la lasciano anche a casa. Non si sa mai. Cioè, ma allora ragazzi, dobbiamo fare così. Dobbiamo fare facciamo un appello con l'eleganza che ci contraddistingue. Un appello, soprattutto adesso. Di Genova, di tutta Italia. Di tutta Italia. Ragazze che siete in sala, donne che siete in sala, donne che siete alla televisione, non in tutta Italia, per piacere. Datela. Dovete darla, non ve la tenete lì che si secca. Cosa ve ne fate quando è secca? Ma se... Cosa fate? È secca! La potete grattugiare sui maccheroni, cosa fate? Una prugnetta diventa un dattero. Cosa ve ne fate di un dattero? Lo buttate su una tavola a Natale, in mezzo alla frutta secca c'è il dattero. Ma sappiate che il dattero tanto è l'unica cosa che non mangia poi nessuno e rimane anche lì. Ma come si fa a vivere così? E poi noi abbiamo un sospetto. Sì, ma le donne di qua, secondo noi,
Ce n'hanno più di una. Sì, ce l'hanno che si smita. Si stacca. A seconda del tipo di serata che fanno ne mettono una particolare, capito? So, tipo, domani sera che serata è? Domani sera a teatro, poi cena a Portofino. Vai, ce l'ho, quella con le paillette. Pum, metti con i brillantini, fa fine, non impegna. Domani pomeriggio un museo. Bene, ce l'ho, ecco le ragnatele, quelle le trovi tante, museo, dai, che problema Sì, c'è? è a Capodanno. A Capodanno, semplice, stac, rossa, vai!